Salve a tutti, oggi siamo a Casarsa dove viviamo un appuntamento importante per tutto il mondo della cooperazione regionale e abbiamo l'occasione di incontrare il presidente di Confcooperative regionale Giuseppe Graffi Brunoro, che ci ha scattato la fotografia del momento economico che vive la cooperazione regionale nel suo contesto sociale e imprenditoriale. Presidente Graffi Brunoro, quali sono le sfide che la cooperazione si trova oggi ad affrontare in questo contesto economico e sociale non proprio facilissimo? Diciamo che la cooperazione che ormai ha 200 anni di vita è abituata ad affrontare sfide. Quindi forse a differenza di altri modelli imprenditoriali soffre un po' meno il momento dell'incertezza e della complessità, perché può contare su un qualcosa che le altre imprese normalmente non hanno, e che è la passione e l'entusiasmo dei propri addetti, dei propri amministratori. Detto questo, è chiaro che in un momento storico in cui tutto è in divenire e dove ci sono poche certezze anche sul campo politico, siamo in attesa di vedere quali saranno i nuovi orizzonti europei, con nuove normative forse o con evoluzioni di quelle attuali, chi lo sa, è chiaro che per noi diventa difficile, come per chiunque altro, giocare la partita. Resta il fatto che in questi 10 anni di crisi abbiamo colto che forse si apre per noi una opportunità. Sono in corso importanti riflessioni a tutti i livelli su quello che viene comunemente detto un cambio di paradigma, e cioè come l'economia eccessivamente liberista, quasi sfrenatamente capitalistica, ha dimostrato tutti i suoi limiti. Si parla di economia circolare, si parla di obiettivi di sviluppo sostenibile, si parla di tante cose che hanno delle particolari assonanze con quelli che sono i principi cooperativi. Quindi economia circolare, sviluppo sostenibile, guarda caso, se facessimo una somma e mettessimo un uguale, potrebbe poi venire fuori uguale cooperazione. Detto questo, siamo ai blocchi di partenza, abbiamo questo vantaggio competitivo che nasce dalla nostra storia e dai nostri valori, e vediamo di giocarcelo bene. Confcooperative nella nostra regione mette in rete un numero importante di imprese. Quali sono le reali dimensioni cooperative? Ha sotto mano qualche numero? Oggi Confcooperative può mettere a disposizione 600 cooperative iscritte all'associazione, più di 500 attive, perché ovviamente c'è la normale fase di uscita dal mercato e di ingresso nel mercato da parte di qualche nuovo. Le cooperative operano praticamente in maniera trasversale in tutti i settori. La cooperazione può contare su quasi 1 miliardo di fatturato, ormai 1 miliardo di fatturato, al quale va aggiunto il valore generato dalle 10 banche di credito cooperativo, la cui attività ovviamente non può essere messa a confronto con il concetto di fatturato per il resto delle imprese. Stiamo parlando di quasi 130.000 soci, 15.000 dipendenti, quindi una realtà che si pone come interlocutore quantomeno al pari degli altri nei confronti dell'ente regione, affinché ogni volta che ci sono riflessioni da fare in qualsiasi ambito economico, ma non solo economico, noi ci siamo, ci vogliamo essere e siamo convinti di poter dare il nostro contributo per far accadere cose utili ai cittadini della nostra regione. Presidente Graffi Brunoro, quello che si chiama la biodiversità nell'ambito imprenditoriale è importante. Il movimento cooperativo è ancora in gioco in questa dimensione economica o, come dice qualcuno, la partita è chiusa? Le nomine ai Nobel dell'economia dimostrano che è in corso un riorientamento significativo di quelli che sono i capisaldi dell'economia. Il famoso uomo economico razionale sta lasciando spazio a un uomo che è consapevole che i propri bisogni cambiano nel tempo, che è consapevole che non tutto si misura con la quantità di denaro guadagnato, e quindi io credo che invece per la cooperazione stia iniziando un terzo tempo, si può dire così, sta iniziando un nuovo modo di
pensare alla società dove le cooperative possono di nuovo tornare a dire la loro. Quello che è importante sicuramente è il concetto di biodiversità. Immaginare un mondo economico, immaginare un mercato dove l'unico modello imprenditoriale è quello della grande SPA con unico obiettivo la massimizzazione del profitto, credo sia sbagliato. Lo stanno dimostrando gli eventi, quindi ci giochiamo la nostra partita. Forse, dice sempre qualcuno, forse particolarmente critico, nell'ambito cooperativo manca un po' l'aspetto manageriale e il coinvolgimento dei giovani. Lei è d'accordo con questa interpretazione un po' appunto critica? Non la leggo come un'interpretazione critica, mi sembra... mi verrebbe da dire che forse più che malizia qui qualcuno pecca di invidia, perché in realtà il tema dello scarso coinvolgimento dei giovani e di una scarsa cultura manageriale mi pare che alberghi in maniera abbastanza trasversale un po' in tutte le imprese, quantomeno del nostro paese, non mi avventuro fuori. È vero, è sicuramente vero che è necessario un innalzamento delle nostre capacità manageriali, oserei dire però imprenditoriali, però certamente c'è un percorso lungo che deve iniziare fin dai primi anni dell'asilo a sviluppare una capacità di autoinventarsi un lavoro, la capacità di collaborare, di organizzare la propria giornata. E oggi noi cresciamo un mondo di giovani dove la mamma e il papà gli organizzano la giornata. Penso a quando ero bambino io, la mia giornata me la organizzavo da solo. Sto esasperando il concetto per dire che però forse stiamo crescendo una generazione di gente culturalmente molto formata, ma sul piano dell'esperienza pratica, su come si vive la relazione di un gruppo di persone che lavora insieme, su come si gestisce un'impresa, non sono cose che si imparano sempre sui banchi di scuola. L'altro tema era quello dei giovani. Come vedete io ho un sacco di capelli bianchi e quindi sono la dimostrazione vivente che forse è ora di lasciare spazio a nuove generazioni, che bisogna anche lasciare che facciano qualche errore, stando però evidentemente sempre vicini, sempre attenti a fermarli un attimo prima che l'errore diventi fatale per l'impresa, perché quando si parla di imprese il concetto di impresa è molto diverso dal fare affari. Si parla di persone che ci lavorano dentro, si parla di dignità, si parla di prospettive per il futuro e quindi su questo non si può fare esperienza sulla pelle degli altri.